Il nostro luogo di lotta preferito dal mentirista era saltare dalla corda, ma siccome che le corde gliele dea perché se le consumea, allora se dea gli soliti, sai, le nostre liane. È solo una delle testimonianze multimediali sui giocattoli e i giochi dell'infanzia di papà e nonni. Oggetti umili, dove molto lo faceva la fantasia. Così un bastone a cavalcioni trascinato per l'aia diventava il cavallo per quei bambini che oggi hanno i capelli bianchi. Fantasia e manualità nel costruirsi gli oggetti con poco o nulla, e non a caso la mostra organizzata nella sede provinciale delle Case Piavone si intitola Poco, niente e fantasia. Un'esposizione che non vuole essere solo un déjà vu, ma anche una provocazione. Adesso ci vuole la PlayStation, ci vogliono i videogame. Una volta bastava un po' di terra, un po' di acqua, foglie, animali, si giocava lo stesso. I giocattoli si inventavano. È la dimostrazione che non occorre molto per divertirsi, per imparare e, perché no, anche fare un po' di sport. Basta un terrazzo, un gesso e dei sassetti ed ecco pronto il gioco del campanon, fatto di salti e acrobazie su un piede solo, particolarmente apprezzato dalle bambine di una volta. Una mostra per tutte le generazioni, anche se il cuore è per i nonni. L'epoca non era tanti soldi e ora era il nonno o il zio che faceva sti giochi per i bocci. E questo è un ricordo bello perché siamo stati piccoli tutti. Così, tra passato manuale e futuro multimediale, la morale di questa mostra è la seguente. È più comodo metterli davanti a un video e lasciarli là. E invece quando doveva farsi il giocattolo bisognava seguirlo, che non si facesse male, quindi c'era un rapporto diverso. Guai se un bambino tocca il fango, adesso no, si sporca, no, è antigenico, invece una volta qui si creavano gli anticorpi che adesso non ci sono più.